Lorenzo Rosso, un nuovo libro che riguarda Camilleri, La mia Vigata. Cosa c'è di nuovo rispetto alle tue precedenti pubblicazioni? Dunque, questo libro, edito da VGS Libri, indaga ancora sul rapporto tra Andrea Camilleri e la sua città d'origine, Porto Empedocle, la sua vigata immaginaria e letteraria. Raccoglie ancora una serie di testimonianze sue, di ricordi, aneddoti sul suo passato a Vigata, e in più è corredato questo libro da una serie di testi, di articoli che io pubblicai sempre a proposito della Vigata letteraria. Il tutto è corredato anche da alcune foto suggestive in bianco e nero del fotografo Angelo Pitrone. Questo è un modo per ricordare a 100 anni dalla nascita Andrea Camilleri nel centenario. Lui è nato a Porto Empedocle il 9 settembre del 1925, quindi sono 100 anni, e per ribadire il fatto appunto che Vigata, la vera Vigata, la Vigata letteraria, è Porto Empedocle. L'altra è una Vigata della finzione, una Vigata televisiva, cinematografica, ma in realtà lui si è sempre battuto per la sua Vigata letteraria, che è Porto Empedocle. Il libro è disponibile in queste ore e verrà poi presentato a breve a una marina di libri a Palermo. Tra l'altro tu sei stato particolarmente vicino ad Andrea, per cui hai avuto anche modo di carpire qualche segreto, no? Sì, io nel corso degli anni con Andrea Camilleri ho pubblicato diverse pubblicazioni, alcune tra l'altro il Caffè Vigata, e un libro intervista ad Andrea Camilleri che è stato tradotto e pubblicato sia in Germania, questo è il libro, che in Brasile, in portoghese. Sì, probabilmente sono stato il primo, forse anche l'unico, che fin dai primi tempi in cui Andrea iniziava ad avere successo, a promuovere la Vigata letteraria di Andrea, che è Porto Empedocle.